spettatori attesi in 4 giorni, 1500 espositori su una superficie di 90.000 metri quadrati e oltre 4.000 modelli esposti. Sono questi i numeri di auto e moto d'epoca, il salone fieristico che domani apre a Padova. Giunta la 30ª edizione, la Kermesse si ripropone di svelare il meglio del motorismo storico e della cultura dell'auto, riconfermandosi punto di riferimento del settore in Europa per qualità dei mezzi esposti, nonché per numero di ricambisti e di collezionisti provenienti da ogni parte del mondo. Uno spazio suggestivo di storia, fascino e tecnologia, dove grandi e piccini possono perdersi nell'ammirare i numerosi gioielli d'epoca restaurati, i più affascinanti modelli di oggi, concentrato di tecnologia e di linee ultramoderne, nonché le vetture leggendarie come la Porsche 911 che proprio quest'anno festeggia i 50 anni. Presenti tutti i grandi marchi nazionali e internazionali, nonché il cavallino rampante, immancabile quando si parla di storia dell'automobile. Nel museo allestito in fiera sono esposte in tutto 7 autovetture, un mix di autostradali e di monoposto di Formula 1, completato da un simulatore in cui vestire i panni di Alonso o Massa nella sessione di qualifica alla finale del campionato Museo Ferrari 2013, che si terrà a Maranello.